che bella, non la sentivo da un bel po' di tempo la canzone di Adriano Celentano, Per averti, all'interno di Alla Catalla di oggi, del fine settimana, quella del venerdì, quella che poi ci prepara al fine settimana, dove non sentirete la nostra mancanza, perché vi ricordo che ogni sabato e ogni domenica dalle 13 alle 14 c'è il meglio di, in sostanza, una specie di miscellanea delle parti più carine della nostra trasmissione. Abbiamo qualcuno in linea, pronto? Buongiorno! Buongiorno, sono Agatino Catania. Guardi, io Catania, di Catania, Catania, sì, perfetto. in via Sebastiano Catania, esatto. Tifosissimo del Catania. Complimenti. Il suo attore tu preferito? Tu così. Io mi chiamo Fabio Formosa. Bello nome, complimenti, complimenti. Guardi che sono nato a Catania. Avevo un Catania. Sì, lo so. Avevo un Catania. È vero, è Catania. Ma allora sta maniera avevo un Catania. Stanotte mi Ecco. sonnaio Catania. Tutto intero? Che giocava a finale dai Champions League contro Real Madrid. Ascolti, non esageriamo. Stanotte mi sonnaio Catania. Che giocava a finale di Champions League contro Real Madrid. Sì, ma non esageriamo, mi sembra un po' esagerato. Stanotte mi l'ho capito, però che mi sonnaio Catania. Però se permette, credo che il suo sogno, per quanto sia un sogno, è un po' esagerato. Mi sonnaio che eravamo tutte pare assieme. Sì. Allo Stadio Olimpico di Roma, Sì. finale Sì. di Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni, Tribuna Ai Monte Champions Mario. League, chi da cada volta era la Coppa dei Campioni, e esatto. sta parola campione segnata villa a Catania, che siamo in numerevoli. Esatto. Siamo in numerevoli. Siamo i numeri uno. Sembra una cosa, tu che sei tifoso da Catania? Io certamente sono tifoso del Catania. Io, guardi, si figuri, ho Bonesso e Marco Piga sempre nel cuore. Ma allora si sciacqua la togli. No, ascolti. Allora si sciacqua la togli. Ascolti, ho seminato la rucola, non le lattuse. Stanotte mi insonnai che eravamo tutta pari a Firenze a finale dei Champions League allo con stadio Catania contro Real Madrid, cioè allo Stadio Olimpico di Roma, no, Olimpico di Milano, Olimpico di Roma. Giornata da cavolo. Caldo. Da impazzire, 30 di maggio. Vabbè, A un certo punto eravamo io, mia figlia Alessia. Alessia, beh, che da cammina sempre con mia. Certo. Ida la figlia di Agatino Catania, nato certo, a Catania, via certo, Sebastiano Catania. Vabbè, lo sappiamo questo. Tifoso del Catania, va bene. lei si chiama Sì. Alessia Catania, degli Alessia. amici. Ale, Catania. Perfetto, l'ho capito. Ale, Catania, la Rome Cori. Magico Catania. Va bene. Ok. E comunque eravamo io, mia figlia Sì. Alessia Catania, Sì, e basta. degli amici. No, Ale Catania, no, la prego. Ale Catania, a squadra Rome Cori. Vabbè, Eravamo a ok. Roma, 30 di maggio. Sì, lei è sua figlia, Lavoro di impazzire, va bene. Sì, ok. A un certo punto sappiamo sì. che avevamo appuntamento con gli amici di Catania che chiamano che macchine, certo. noi chiamiamo con Pullman. Certo, targato. Catania, Pullman di colore rosso, azzurro, anche a dirlo. rigorosamente. Ecco. Avevamo appuntamento con Pippo Rosso. Esatto. Però io ci resta Pippo Rosso. Sai chiaro, tu solo non mene. No. Porta da un amico per completamento del nome. Certo, Dici che può dire? per completamento. Pippo Rosso e melo azzurro. Lo capisci? Pippo Rosso e melo azzurro. Pippo Rosso. Devi stare lavando in stadio io e trasiamo. certo. Oh, c'era una poggia. Certo. A un certo punto Filippo. in stadio si sente, vuol dire, una specie di rumore che esce certo. dalle viscere della terra. E traseno gli 11 gladiatori. Mamma mia, stupendo, già li vedo, già vivo anch'io questo suo sogno. Con la maglia rossa azzurra, bellissimo, che bella, vuol dire, faceva fantastico. una combassona a giocare. Certo. E poi traseno di 11 pecorelle vestute di bianco del Real Madrid. Certo, povero. La squadretta.
A un certo punto attenzione, c'è quel calcio d'inizio abbezzava Mastro Lindo. Mastro Lindo, cioè per me può dirla così, io non capisco un accidente di calcio. Mastro Lindo, tira cioè, il primo minuto, Mascarigno sì. lascia correre un pallone nella fascia sinistra. Dove Ciro Capuano ha uso furia, il cavallo del West, che vuol dire non si invola nella fascia. Ma roba da matti! Arrivo, non si invola nella fascia. Roba da matti! Ma Chis Lopez che pareva niente di meno che Tarzan, che si fionda nella giungla dell'area del rigore, senza cita, tutti quegli armali, mamma mia, quegli armali che erano gli avversari terribili, lui non curante del pericolo, ha tipo abbrancicata in una liana, che lascia correre nell'area del rigore come nella giungla. Mamma mia. Capuano lo vede andare, mette una palla al centro, fantastico, gol! Ma lo spigliai tutto sorato. Immagino c'era che emozione. Mia figlia Alessia Catania. Sua figlia Alessia Catania per gli amici. Ale Catania. La meresse papà, si è consumato con sto Catania. Direi. Senta, come te chiami? Io mi chiamo Fabio. È bello il nome. È bellissimo, guarda. Senti, sciacqualattucchi. Che sciacqualattucchi? Io la rucola l'ho piantata a casa, mica la lattuga. Metteci una bella canzone per me squarcia del cuore, senti. Allora guardi, dedicata alla squadra del cuore, mettiamo proprio la canzone quella che dicono che porti anche un po' di fortuna. Che mi stai dicendo? Guardi, alzi al massimo il volume della sua radio perché io sto per fare partire